Controlli straordinari, quelli effettuati ieri dagli agenti della Questura di Agrigento sulla 640. I posti di blocco della Polizia di Stato hanno causato delle lunghe code di auto e mezzi pesanti. Le immagini si riferiscono ai controlli effettuati ieri pomeriggio in direzione sud, nei pressi del distributore Erg. C'è da dire che in quel punto la circolazione è rallentata per la presenza dell'auto Velox che si sta dimostrando assai efficace nel tratto della nuova 640 a ridosso della rotonda degli scrittori, teatro di diversi incidenti anche mortali, probabilmente causati dall'alta velocità e dal mancato rispetto dello stop. L'operazione della polizia ieri ha impegnato diverse pattuglie. La coda, che ha interessato anche la bretella di accesso per gli automobilisti provenienti dalla zona nord, in un primo momento ha fatto temere qualche altro incidente.